Your sugar, your fear, your touch, your head, your voice, your whisper, your more, your breath. Facciamo un repertorio sì basato sul jazz, ma che spazia anche nell'R&B, nell'hip hop, insomma un po' di Jill Scott, un po' di Roy Hargrove. And I don't want to be free if it means that I'll be without you, baby, without you, baby. And I just want you to see how much you mean to me, and I really love you. I really love Sai, in questo periodo tutti abbiamo studiato, abbiamo fatto cose a casa, però il suonare insieme mi mancava tantissimo, poi con loro è stato come rinascere. Sto bene, mi sento quasi ubriaco di musica. Non è un progetto facile perché tu affronti un repertorio che è quello degli anni 60 italiano, senza la voce della grandissima Mina che è fondamentale, però in realtà questi brani sono un po' noti a tutti anche se sono passati tantissimi anni e poi soprattutto è grande musica. Quello che va cercato e secondo me noi in un certo senso l'abbiamo trovato è l'originalità nell'interpretare questi brani, perché non si possono ridurre ad uno standard di jazz, perché lo standard di jazz ha una struttura molto diversa e la nostra interpretazione scatta da un brano all'altro, ma anche all'interno del brano un momento è jazz, un momento è Sud America, un altro momento è canzone italiana e questa secondo me è la forza della creatività, del sentirsi del gruppo.